Over Sì, 50 sì, sì. riuscite a prenotare per quando? Sabato prossimo. Senta, ma com'è stata la prenotazione? Complicata o è riuscita ad andare tutto bene? Facilissima proprio, una cosa semplicissima. Col telefonino, veloce, indolore. È stata l'accompagnatrice ufficiale di tutta la famiglia, Sì, diceva. sì, Ecco, infatti. ma è com'è stato accompagnare gli altri e non vedere mai il suo turno? E infatti adesso che sta arrivando sono felice insomma di farlo. La carica degli over 50, ora è il loro turno di vaccinarsi. 81.000 i soggetti sul territorio dell'Uslotto Berica chiamati a prenotarsi, 23.000 le sedute aperte dall'azienda già nella prima giornata di prenotazione e nel giro della prima ora oltre 4.000 sono stati quelli che si sono prenotati. Ci sono tantissimi giovani, tanti vuol dire che si sono prenotati. Io Sì. ce l'ho stasera. Lei è over 50? Sì. Com'è andata la prenotazione? Facilissimo. È contenta che c'è stata questa accelerazione nella vaccinazione? Sì. Eravamo proprio in attesa. Vaccinazione degli over 50 che nell'Uslotto è partita in serata, mentre durante la giornata in fiera è stato un via vai di prime dosi agli over 60 e a qualche over 70, ma soprattutto si sono somministrate, anticipando anche qui i tempi, le seconde dosi di AstraZeneca agli insegnanti. Per loro un braccialetto giallo a identificare il tipo di vaccino e per accelerare al punto di uscita il rilascio del certificato di vaccinazione completata. Hanno anticipato, sì. Io avrei dovuto farlo il 24, ma hanno fissato per oggi. Sono contentissima. Non vedevo l'ora di farlo. Proprio tanto contenta. Ma Felicissima. Fine. No, felicissima, si va in classe tranquilla. Percorsi stabiliti, personale volontario che dava indicazioni, poi l'anamnesi che si deve rifare anche per il richiamo ed infine la vaccinazione. Ultimo step, il passaggio per ritirare il certificato ed eventualmente l'appuntamento per il richiamo.